Allora, il primo video con la delusione cocente subito dopo la partita era un fiume di parole di 20 minuti che non serve a niente, voi non ve lo vedete, io non mi capisco. Ma quando stavo montando il video di reazione mi sono reso conto di due cose, un paio di cose. Prima di tutto che il Napoli ci ha provato. Il video di reazione sta a sottolineare un arbitraggio scadente che non è il motivo per cui il Napoli è stato eliminato. Non sto piangendo per l'arbitro, no. Sottolineo l'arbitraggio scadente che mortifica il tentativo del Napoli di fare una partita calma, di attacco però calma, comunque di attacco costante. Si vede nel video di reazione, andatevelo a vedere, il Napoli ha attaccato, ha subito il gol sul calcio piazzato dove Meret è incolpevole non della barriera ma di fare il saltino e di non fidarsi della sua posizione. Dopodiché basta. Poi fa un miracolo nel secondo tempo, chiaramente dove il Napoli sta attaccando e quindi ti esponi al contropiede. Punto. Però il Napoli non ha impegnato Cech. Cioè il Napoli non ha mai dato l'impressione di essere effettivamente pericoloso, anche perché tutte le volte che potevi essere pericoloso veniva fischiato un fuorigioco probabilmente inesistente. Ma non mi interessa, non è il video per recriminare sugli arbitri questo qua. Questo è il video dove si esalta l'avversario, perché l'Arsenal ci ha dato una lezione di testa. Quando il Napoli con lo Zurigo va in vantaggio nella partita di ritorno, chiude la pratica, stacca la spina e prendiamo una caterva di gol, tutti i gol possibili per continuare a passare il turno. Non si fa così. L'Arsenal quando segna, trova il gol, voglio dire, ammazza, ha tirato una bella punizione. Trova il gol, non stacca la spina. L'Arsenal non ci ha fatto giocare. L'Arsenal ci ha lasciato il pallino del gioco, ma si sono difesi compatti e non ci hanno lasciato tiri. Non ci hanno lasciato tirare. Cech ha fatto pochissimo. Questa è una squadra che merita di andare avanti, non il Napoli. L'Arsenal merita di andare avanti. E esponendo i nostri limiti, che succede? Che quando poi si combatte, tu c'hai l'avversario davanti, non basta la mentalità, la voglia di vincere. Serve un'idea di gioco, servono giocatori all'altezza, serve arrivare al tiro e fare gol. E qui, esponendo i nostri limiti sono tre. Ancelotti secondo me non ha ancora chiaro come far giocare questa squadra in un certo modo, perché Callejon, terzino, mettiamo tutti attaccanti, questa cosa alla Mourinho non funziona se non hai Milito, Eto'o, Ibrahimovic, Schneider, eccetera eccetera. Non funziona, si pestano i piedi ai nostri devi dare uno schema, devi dare uno spartito. Limite di Ancelotti, limite dei giocatori, anche quando quelle poche volte arrivano al tiro, o il tiro della paura di Callejon, o il colpo di testa che va fuori di Milik, o il tiro della Madonna di Kite Biv, di Insigne, che è proprio mortificante. Su Insigne un discorso a parte che lascio per il finale. Limiti della società, perché io non dico che Hamsik ci faceva passare il turno oggi, perché Hamsik era il primo che si cacava sotto nelle partite importanti, però guardate la panchina, tre terzini, io sai, ma qui è Mario Rui in panchina e tre mezze punte, Younes, Mertens, Verdi. Non si può andare con una panchina così. C'è qualcosa che non va. Vuol dire che la rosa è corta, vuol dire che siete stati troppo ottimisti, vuol dire che c'è un rumore di sottofondo incredibile a New York, sempre su tutti i video che faccio. Perché abbiamo sopravvalutato questa squadra? Perché siamo così delusi oggi? Perché il campionato italiano non è allenante. Il Napoli arriva secondo lasciando punti e punti dietro, perché le squadre che affrontiamo non sono forti, non ci mettono l'impegno necessario, non rappresentano un pericolo per le squadre che hanno un minimo di tecnica in più. Ecco perché la Juve dà 600 punti alla terza, ecco perché la Juve poi fa figure di merda in Europa, ecco perché il Napoli fa la stessa figura di merda appena il ritmo si alza un pochino di più. È semplice, è così. Il campionato olandese sono sicuro che è più allenante di quello italiano, non perché siano più forti, le squadre saranno sicuramente più scarse dell'Empoli, del Frosinone, ma ce la mettono tutta e probabilmente hanno tutti un'idea di gioco e un'intensità continua sugli avversari, e quindi le squadre restano con la tensione alta e quando vanno in Europa hanno quell'abitudine là. Non siamo abituati a essere pressati sui falli laterali. Queste te la lasciano, in Italia te la lasciano fare. Questo è, di base non siamo abituati a questa competizione. In ultimo, una citazione per i giornalai, perché mi metto da questa parte. Questo articolo la dice tutta. Vedete? L'Ajax umilia gli inseguitori di Allegri. Tu devi dire, la notizia è che l'Ajax ha umiliato gli uomini di Allegri, ha umiliato la Juventus. Tu hai cambiato la cosa e hai detto che umilia gli inseguitori di Allegri, quindi umilia noi, umilia il Napoli, l'Inter, il Milan e la cosa, perché non sappiamo come affrontarli. Tu devi dire, ha umiliato Allegri e ha mostrato la via per battere la Juventus. Giornalai di merda, incompetenti, disonesti,
come quando poi si arriva su Sky, l'avete sentito, è inutile che mi ripeto, non siete mai obiettivi fino in fondo, quando si parla della Juve c'è sempre un favoritismo perché comunque loro mantengono i figli e voi sapete che la maggior parte dei tifosi sono juventini, quando invece si tratta del Napoli, no, quello è fuori gioco, stai zitto Maurizio, penso sia fuori gioco, non l'hai visto nemmeno, marcheggiarmi proprio anti-Napoli, non c'è più bisogno di avercela con noi a tutta forza, non rappresentiamo un pericolo per voi, lasciateci stare, non le fate le telecronache, mandate un telecronista inglese, per me è meglio. Non dico che voglio Alvino e Auriem perché a volte non si potevano sentire. L'ideale sarebbe un Carmine Martino con Paolo Del Genio, ma non avverrà mai. Da New York Valerio Fluido è tutto. Siamo delusi, siamo incazzati e dobbiamo pensare al futuro. Dobbiamo blindare il secondo posto perché non esiste proprio. Dobbiamo pensare al futuro perché Ancelotti non mi sembra avere le idee chiare, fa un casino con i ruoli, con le cose, questi giocatori non sono in grado di cavarsela da soli. Gli devi dire quello che devono fare, altrimenti, signori miei, non vinciamo perché non ne abbiamo le possibilità, non abbiamo la rosa, non abbiamo i fatturati, eccetera, eccetera. Non ci divertiamo nemmeno, diventa veramente triste per i tifosi del Napoli andare avanti e guardare questo calcio. È lunghissimo anche questo. Ma stai ascoltando Insigne? Questi sono gli occhiali dei Cafoni, vabbè, gli occhiali di Raiola. C'è un'intervista a Ibrahimovic dove Ibrahimovic dice che quando ha incontrato Raiola gli ha detto sì, tu vuoi essere il giocatore più importante del mondo, ma tu 30 partite, segnare 7 gol, 20 partite, fate 5 assist, come ti vendo? Secondo me il problema di Insigne non è che è egoista e che vuole segnare, ma Raiola qualcosa gli ha detto e qualcosa è scattato nella sua testa e secondo me non si sente in grado. Ce la mette tutta, ma non è in grado. Non è il leader, almeno lui ci prova pure secondo me, ma la squadra non l'ha riconosciuto come leader, si dimostra ancora muccuso perché fa il fallo di mano e lanci il pallone via con la protesta con l'arbitro, non sai parlare inglese, quindi non puoi essere capitano in Europa assolutamente, hai dimostrato tanti limiti, il tiro finale prima della sostituzione, la reazione è stata composta, ma non sei in grado di essere il leader di questa squadra. Mi dispiace, ti ho difeso per tanti anni perché comunque ci hai dato tanto, hai fatto ottime stagioni, abbiamo visto purtroppo tutti i tuoi limiti, non è un fatto che sei napoletano e vogliamo di più da tutti. Non siamo generosi con i napoletani, ma purtroppo questo è il tuo limite al momento, non puoi essere il capitano di questa squadra, mi dispiace tanto, non va buono più. Fatti un incontro con la famiglia, con Raiola, secondo me ti sei rovinato con le mani tue.